ciao, 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 ciao. Non più buongiorno, 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 ma ciao, ciao, ciao. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, siamo a martedì 17? Mamma mia, guarda, già 17. Buongiorno Michele, ieri ci sei mancato, ieri avevamo una bella combricola ieri sera. Eravamo in 5 a fare la buonanotte, ci siamo divertiti da pazzi, ci siamo veramente divertiti. E allora, buon martedì a tutti quanti voi. Anche oggi sarà una bellissima giornata. Magari è sempre così, che la mattina c'è il sole, puoi andare ancora a mezze maniche oppure con una camicetta. Noi la voglia di studiare solo con la mente, avete tutti smarrito la via del cuore. Ecco qua, via Milano, salutiamo la macelleria Vino. E un buongiorno anche a Manuele del pane, il panificio Francavilla, la pescheria. Vedi via Milano ormai non è più. Ciao Francesco La Notte, ho già sbagliato Francesco, hai sarta la perché tu il tuo lavoro è anche quello un po' mattiniero, giusto? Perché io so che c'hai un po' di tempo in più, ma passiamo dei monaci ancora sta settimana ci vedi, ma bugia, si passa dei monaci per salutare i monaci, per salutare San Francesco, non chi chiacchiera. E allora, una buona giornata a tutti quanti voi. Oggi sto spiazzando un po' di altre strade che non faccio quasi mai per questione di lavoro, non è per questione di tante cose, ragazzi, è perché il tempo è quello che è. Ora giriamo anche se il passaggio è aperto, è invitante di fare, però che ne dite? Dai, andiamo verso la stazione, giriamo di là, anche perché dai, è invitante il passaggio aperto, perché io lo trovo sempre chiuso, anche perché si vede un sole bellissimo. Io sono convinto che in Viale Marconi ci sarà un bellissimo buongiorno, il sole che sta uscendo piano piano e sta già colorando la nostra città di nome Barlet e Ave Est. Dai, mettiamo un po' di musica mi piace tantissimo questa canzone, ragazzi, non mi dite niente, non mi piace assai. Un giorno Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra e un canarino sopra la finestra. Un giorno Italia con i suoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con l'amore. Qui continuiamo a vedere ancora il disagio che c'è per quei poveracci che devono andare a scuola, vedete, senza marciapiede, ma questo è stupido proprio. Guardate che pericolosità che c'è una pericolosità incredibile, molto pericoloso. Io sono un italiano. Buongiorno professor Valice, buongiorno, ciao Jerry. Non si spaventa e con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e una moviola la domenica in TV.
Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove del primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché sono fiero, sono un italiano vero. Guardate che bel sole che c'è, guardate, veramente bello, veramente bello, veramente bello. Siamo fortunati noi di Barletta, siamo fortunati ad avere un clima così bello. Voglio salutare tutti gli amici che mi stanno scrivendo, grazie ragazzi, grazie tanto per il passaggio chiuso, avete visto? E io tornerò a scuola tardissimo. Dai, vai Lello, vai. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, la piccolina, buongiorno Dio. Lasciatemi cantare, perché la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero, un italiano vero. Guardate, sentite che canzone, quando uno c'è il buon Toto Cotugno è orgoglioso di essere italiano. Quello che ci hanno fatto perdere questi politici di merda, scusate, perché invece di stare meglio stiamo molto peggio, sempre più peggio. Ci sono delle canzoni, dei testi delle canzoni che parlano dell'Italia, che siamo orgogliosi, perché noi andosce mai scim, ma l'italiano sta a venire, ma tu. E va bene, dai, salutiamo chi festeggia qualsiasi ricorrenza, qualsiasi compleanno, auguri. Per esempio ieri era il compleanno di un mio grandissimo amico, del grande Michele Antonucci, che gli rinnovo gli auguri, glieli ho fatti ieri, ma non li ho fatti in diretta. Auguri Michele, una grandissima persona Michele. Tu mai... Che bella quest'altra canzone. Auguri a chi, ripeto, festeggia qualsiasi ricorrenza, di compleanni, matrimoni, battesimi, qualsiasi ricorrenza. E festeggiate, perché come dico sempre, la signora che vede ma mannaggia. E come dico sempre, una giornata senza un sorriso è una giornata persa, cari amici. Sorridete lo stesso, anche se non c'è motivo di sorridere per come stanno andando le cose, ma sorridete lo stesso, almeno perché sorridere è l'unica cosa gratis che c'è. Anche se fare pagare paura. Buongiorno a tutti, buon martedì, e stasera con il cuore Forza Napoli, con il cuore, perché io sono italiano e sportivo, soprattutto sportivo. Buona giornata a tutti ragazzi, grazie, ciao, Barletta e a Vest.